Come ogni anno, nella Domenica delle Palme, in tutto il mondo e anche nella nostra diocesi si celebra la giornata dei giovani. Qual è il programma scelto per quest'anno? Innanzitutto ci vedremo in Piazza Boa Sestri Levante, domenica a partire dalle 17:30. Un momento di accoglienza dei ragazzi che arriveranno e poi ci si inizierà a confrontare sul verbo accogliere. Perché questo verbo? Perché si prende come spunto Maria che accoglie la chiamata del Signore nella sua vita. Cosa significa il verbo accogliere nella vita dei ragazzi e nella vita delle persone? I ragazzi lo andranno a chiedere in giro per la città di Sestri e si confronteranno con chi incontreranno. Ritorneranno in Piazza Bo, ci sarà un dialogo su questo tema, anche con l'ascolto della parola del Vangelo e l'intervento del nostro Vescovo. Dopo ascolteremo alcune testimonianze di accoglienza, per cui una casa famiglie, un genitore che ha accolto la vita dei figli e anche il confronto quotidiano, che cosa significa accogliere i figli che crescono, e poi anche un immigrato che è stato accolto nel nostro paese. Perché la scelta di essere in piazza? La scelta di essere in piazza è anche, come ci invita Papa Francesco, a non avere timore di mostrare quello che di bello viviamo, crediamo, per cui è anche un po' il desiderio di poter intercettare anche persone che sono lontane dai nostri percorsi. Tutto questo si situa nel solco della recente esortazione apostolica di Papa Francesco post-sinodale, che fa seguito appunto alla riunione dei vescovi sui giovani. Anche la nostra diocesi è in un cammino di sequela da questo punto di vista. Sì, direi di sì, per il fatto di cercare anche di parlare ai giovani di oggi attraverso anche l'opportunità di sentire veramente quello che vivono, quello che vedono di più importante nella loro vita, e di consegnargli quello che è prezioso per noi.